governatore Gianni Girotto per un saluto. Sì, buongiorno a tutti. Allora, sapete della vicenda di Veneto Banca? Qui siamo in una delle sedi principali. Forse quello che non sapete e non avete seguito perfettamente perché i giornali non hanno dato molto risalto è la vicenda delle banche popolari. Abbiamo approvato un decreto che obbligherà le banche popolari, quando supereranno una certa soglia critica stabilita in 8 miliardi, cifra assolutamente inventata perché non ha nessun tipo di criterio oggettivo, a diventare SPA, società per azioni. Quindi quelli che sono i capisaldi della bancabilità locale, quindi il voto capitario, la partecipazione popolare, il radicamento sul territorio, tutti questi capisaldi verranno distrutti. Allora, le banche popolari sono le uniche banche che dalla crisi del 2008 si sono comportate in maniera virtuosa, cioè nonostante il periodo di crisi hanno aumentato i prestiti. Le grandi banche, questi sono dati iperufficiali, le grandi banche invece dalla crisi in poi, nonostante siringate di finanziamenti enormi, ve li ricordate tutti i 1.000 miliardi che sono stati dati in un solo anno, prestano sempre meno denaro. Allora cosa facciamo? Beh, semplice, distruggiamo anche quello che è l'ultimo capisaldo della finanza cooperativa locale. Quindi il voto capitario, ve lo ricordo, significa una testa, un voto, non importa se io ho 1000 azioni di quella banca o se ne ho una sola, conto sempre uno vale uno slogan che qualcuno conosce. Allora distruggiamo anche questo, mettiamo sul mercato le banche che funzionano meglio. Allora voi tutti avete una possibilità di opporvi alla politica, senza fare politica, visto che la politica sta distruggendo anche la finanza cooperativa, semplicemente cambiando fornitore. Voi potete cambiare fornitore sulla finanza, sulle assicurazioni, sull'energia elettrica che sapete che si fa ancora con il petrolio. Cambiate fornitore, passate a quelli ad azionariato popolare. Avete le alternative in tutti questi settori, così come nel settore alimentare. Sapete benissimo, adesso 2 giorni fa si è aperto l'Expo, le grandi multinazionali tengono il 60% dei profitti perché fatto 100, quello che è il valore dei prodotti agroalimentari, il 60% va alla grande distribuzione organizzata, il 27% va all'industria di trasformazione e solo il 13% rimane ai produttori. Quindi abbiamo proprio un mondo rovesciato dove il produttore guadagna poco, guadagnano le catene commerciali. Allora lo ripeto, avete in mano tutti, dalle banche all'alimentare, all'energia elettrica, alle assicurazioni, la possibilità di cambiare dal basso, ed è la stessa cosa che dice Alex Zanotelli, padre Zanotelli. Cambiate voi il fornitore, state tranquilli che le aziende vi seguiranno non perché siano etiche, ma perché non vogliono perdervi come cliente. Fate la prova, andate in banca e dite che volete chiudere il conto corrente. Vedrete che vi stenderanno il tappeto rosso, vi faranno parlare con il direttore mega galattico, vi offriranno mari e monti pur di non farvi chiudere il conto corrente. Fate la prova.